cucire il paese con il digitale. Credo che questa sia la grande sfida che abbiamo in Italia, che abbiamo nel mondo e che oggi Digital Meet si deve far carico, perché credo che questo sia un aspetto importante. La domanda: oggi il digitale è solo per chi guarda in avanti o è per tutta la società? Cosa sarebbe stata la nostra società in quest'anno senza avere il digitale? Covid è stato un grande incubatore dello sviluppo del digitale. Praticamente era tutto fermo, noi eravamo nelle edizioni passate dei testimoni di un qualcosa che non si muove nel paese, improvvisamente è diventato il grande tema. È qui oggi con noi Giulio De Angeli, che è una delle nostre menti italiane. Ringrazio enormemente il senatore questore De Poli e il dottor Gianni Potti per questo invito. È veramente un onore immenso essere qui e soprattutto mi fa moltissimo piacere che ci sia questa attenzione verso il mondo digitale in questa sede illustrissima. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo essere una banca multicanale, quindi dove teniamo insieme tutte le possibilità da remoto, continuiamo ad utilizzare le nostre filiali, seppur in una maniera molto molto attenta alla salute. Primo fatto, in questi 10 anni l'Emilia Romagna ha generato o tendenzialmente genera un valore complessivo della produzione delle imprese digitali che è superiore a quelle del Veneto, pur avendo 1000 imprese in meno. Gente come Giulio ce la dobbiamo meritare. Perché se è vero che un chirurgo o una chirurgo può lavorare con quei visori, l'altra faccia della medaglia è ne sarà capace. L'obiettivo è che Giulio vada ancora più avanti, ma che la distanza tra noi e Giulio, nei limiti del possibile, si riduca e non si annulli perché non si ferma. Stessa cosa dovremmo fare noi. Grazie.